Buonasera a tutti e a tutte, grazie veramente per questa calorosa insomma, accoglienza, perché io sono di Mira, quindi sono un po' fuori zona del Bassanese e mi fa molto piacere. Oltre per l'aperitivo penso siate qui anche per scoprire qualcosa di più sulle nostre tradizioni. E io, come giustamente è stato accennato prima, mi occupo di magia popolare, stregoneria e non solo, infatti la mia specializzazione è in storia antica e territoriale proprio del Veneto, quindi da molti anni ricerco soprattutto la base pagana, quindi tutto ciò che c'era prima, dai paleoveneti, dagli antichi veneti, fino al passaggio alla romanizzazione e con la demonizzazione creata dal cristianesimo delle divinità e delle creature magiche che c'erano anticamente, fino appunto a tutto ciò che riguarda la compagine della stregoneria e quindi del mondo della magia popolare. Infatti questo è il mio ultimo figlio letterario, che in realtà è idealmente a conclusione di una sorta di trilogia che è iniziata con il mio primo libro, Divinità, Rituali e Magia nell'Antico Veneto, con il secondo, Calendario tradizionale veneto pagano, e appunto con il terzo, che è Folklore e magia popolare del Veneto. Quando vengo chiamata, mi viene chiesto come mai, perché ti occupi di stregoneria, dico sempre che oltre alla mia formazione accademica e di ricerca ho avuto la fortuna nella mia vita fin da bambina di essere un po' una sorta di Leopardi, quindi una nerd ante litteram, e sostanzialmente passavo le mie giornate, i miei pomeriggi in mezzo ai campi con mio nonno, oppure con le zie e le prozie, proprio in mezzo ai campi del Mirese, e quindi ho avuto la fortuna, perché è una gran fortuna ve lo assicuro, di sentire le parole, la vita e le informazioni che mi venivano date e raccontate direttamente da queste anziane o dagli anziani. E quindi sono cresciuta cercando di seguire il nonno che piantava all'orto o il lavoro nei campi, e quindi tutta quella compagine della magia popolare tradizionale mi è stata tramandata direttamente. E ho avuto la fortuna che una prozia di mio papà avesse anche il dono, il pignatei, i classici pignatei o pignatte, le pentoline, che sarebbero sostanzialmente tutto ciò che riguarda le conoscenze magiche di una stregoneria, di una magia popolare, e che avesse iniziato a raccontarmi qualcosa. Purtroppo non è sopravvissuta a lungo per poter continuare a raccontarmi tutto ciò che sapeva, però mi è bastato per poter essere curiosita e continuare a ricercare anche da adulta. Quando si parla di magia e stregoneria ovviamente si pensa subito al diavolo, si pensa subito al satanismo, si pensa subito alla malvagità. In realtà non è così, ovvero ci sono, poi ne parleremo anche con Lara magari, delle deviazioni moderne, ma quando si tratta di magia popolare ricordatevi sempre una cosa, che sono rituali, superstizioni, che noi diciamo ze robe da vecchi. Di tanto vi parlerò in veneto perché devo parlare in lingua veneta per forza, e quindi ze robe da vecchi. Sì, certo che sono cose da vecchi, sono superstizioni, sono dicerie, ma tutte queste dicerie, vi assicuro, e lo troverete anche ben esplicato nei miei testi, hanno comunque sempre un'origine e una base estremamente scientifica, nel senso che si basavano sull'osservazione diretta della natura e del modo e il mondo di vivere agreste, contadino, tradizionale e povero. Quindi per noi che siamo figli e figlie di questi secoli non siamo più abituati ad essere terrorizzati dal fatto che una grande alluvione potesse devastare i campi o una siccità terribile. Tanto andiamo al supermercato, comunque. Quindi non abbiamo la stessa sensibilità che avevano una volta, e vi assicuro anche e soprattutto in base alle tradizioni e alle religiosità tradizionali arcaiche che era fondamentale dare un equilibrio.
Quindi le streghe, chi erano queste strighe? Queste strighe non erano altro che delle donne, ma anche degli uomini, degli strigoni, che avevano la capacità, la sensibilità o avevano mantenuto quella tradizione millenaria che dava loro questo, fra virgolette, potere, ovvero questa conoscenza più approfondita della natura e dei suoi misteri. La demonizzazione della figura della striga o della strega è avvenuta durante i primi secoli del cristianesimo e soprattutto durante non tanto il Medioevo, perché il Medioevo non è stato un secolo, non sono stati secoli bui, ma soprattutto durante il 1600, che ovviamente la figura della strega è stata demonizzata terribilmente. In realtà erano donne, come vi dicevo, che avevano queste capacità e quindi avevano anche la conoscenza delle erbe, di tutto ciò che era curativo, e nelle campagne era qualcosa di molto molto importante, perché non tutti, anzi quasi nessuno, aveva la capacità e la possibilità economica di pagare un medico o una levatrice. Pertanto questa tradizione non deriva quindi da delle fantasie, ma deriva soprattutto da questa conoscenza arcaica e archetipica che noi tutti abbiamo dimenticato. Perché se io vi parlo della divinità massima dei Veneti antichi, la dea Reitia, non so quanti la conoscano, era una divinità femminile, patrona della natura, protettrice della natura, e che era proprio la dea dei Veneti. Lei era legata al culto delle acque salutifere, era legata all'aiutare le donne a partorire e a tantissime altre cose importanti, però veniva onorata soprattutto dove? Nelle fonti d'acqua. Ad esempio Aponus Thermae, Abano Terme, era una fonte ed è ancora una fonte termale dove venivano onorate queste divinità importantissime, e l'elemento acquatico, ad esempio, è rimasto nella memoria popolare. Quando è decaduto il culto a Reitia, quando sono decaduti i culti pagani, queste figure di sacerdotesse che si occupavano di guarire i malati in queste fonti d'acqua termale o ritenute fonti guaritrici si sono trasformate nelle anguane o le acquane, insomma dipende da dove il nome un po' può variare. Quindi anguanis, queste figure femminili legate all'acqua. Ma non solo, tutto il folklore veneto, quindi tutto ciò che riguarda i miti e le leggende che noi tutti conosciamo, magari chi è più maturo le conosce meglio di chi è più giovane, ovviamente il Salbaneo, il Sanguaneo, il Massariol, Alumera, El Falò, Farifiò, a Notte dei Morti, a Notte dell'Umere. Queste cose qui, se le chiedete a un ragazzo di 20 anni, Vevardo Codocci Stralunai dice cosa sta dicendo, che cos'è, di cosa si sta parlando. Eppure tutte queste tradizioni fanno parte di arcaici culti che poi con il passare dei millenni si sono trasformati. Parlando appunto di streghe ci sarebbe veramente tantissimo da dire, e nel mio libro ho cercato di, senza avere nessuna pretesa di poter e voler sintetizzare un mondo magico che è veramente vastissimo, però ho avuto la possibilità e ho voluto cercare di fare anche una distinzione fra la stregoneria e la bassa magia popolare, quindi tutto quello di cui vi ho parlato, quindi non solo leggere il futuro o avere delle previsioni, magari o altri discorsi, oppure cercare di ottenere qualcosa con dei rituali magici di magia simbolica o simpatica, cioè il simile attrae il simile, ma erano tutti rituali molto tranquilli, nel senso che proprio nella compagine della stregoneria, della magia tradizionale veneta, non vi erano, come vi dicevo, riferimenti al diavolo e al satanismo. L'unica cosa che, ad esempio a Venezia, io appunto, come vi dicevo, abito proprio vicinissima a Venezia, quindi per me è anche è stato più semplice andare a ricercare documenti d'archivio, anche proprio legati ai processi che venivano fatti alle streghe. Ad esempio a Venezia, poi Lara lo confermerà, ai veneziani, soprattutto al governo veneziano, non importava assolutamente nulla che una donna o un uomo praticassero la stregheria o la magia popolare, non gliene importava niente. Dobbiamo toglierci dalla mente l'immagine dell'Inquisizione spagnola,
A Venezia non è mai stata bruciata nessuna strega. Ai veneziani non ne fregava niente, l'unica cosa a cui importava al governo veneziano era che queste persone in odor di magia non praticassero nulla che andasse a fisicamente danneggiare qualcuno. Ad esempio, faccio sempre un esempio molto molto particolare, la strighetta del Casteo, la strighetta del sestiere di Castello, innamorata del figlio, di uno dei figli dei patrizi, ovviamente un amore impossibile. Che cosa faceva? Poteva rivolgere alla mammana, alla vecchia, alla striga, e ovviamente le chiedeva: ti prego, fammi innamorare, fai che quest'uomo si innamori di me. E infatti tantissimi, quasi tutti gli incantesimi che ho ritrovato nei libri e nei documenti soprattutto sono incantesimi ad amorem, quindi con la finalità amorose. E cosa si faceva? Si facevano dei rituali veramente molto semplici, ma la cosa buffa è che l'unica volta che si ritrova la figura, ad esempio, del diavolo, era la figura del diavolo utilizzata come colui che mi può aiutare se invece Dio non lo può fare. Dato che molto spesso erano incantesimi rivolti a uomini sposati, quindi un pochino fuori dalla legalità, e ovviamente non si poteva chiedere al Signore di fare un'azione che ovviamente eticamente non andava bene, pertanto bisognava chiedere al suo antesignano e quindi al diavolo di aiutarci. Ma ovviamente la magia popolare è qualcosa di legato non tanto all'ignoranza, ma ad altri mezzi per poter ottenere nella vita quello che si desidera, che si vuole. Però si parla sempre di rituali, come vi dicevo, molto semplici, realizzati da persone comuni, persone che non avevano grandi mezzi per poter ottenere quello che volevano. E quindi ricordiamoci che è un tipo di magia di stregoneria proprio legato all'utile familiare, all'utile personale. Mentre c'è anche un'altra parte che non è tanto legata alla tradizione popolare, ma è soprattutto legata a qualcos'altro di più, possiamo dire, colto. E quindi non ritroviamo solo queste donne, anche questi uomini che andavano alla ricerca di aiuto con questi mezzucci magici, ma troviamo molto spesso anche persone veramente ai limiti della società. Quindi ci sono testimonianze di cortigiane di lume, ovvero delle prostitute di basso livello, che utilizzavano questi mezzi per potersi procacciare più clienti o per aumentare la loro bellezza o il loro fascino, che funzionassero probabilmente sì, chissà, però erano comunque sempre mezzi molto semplici. Altro discorso invece era per la magia alta, l'alta magia o la magia di tipo cerimoniale, di tipo cabalistico, che invece non era proprio alla portata di tutti, perché i testi erano costosissimi, circolavano su ambienti esoterici, ambienti culturali molto diversi, però ad esempio erano ben conosciuti da cortigiane di altissimo livello, le amanti dei patrizi, le amanti dei dogi, e lì sì ritroviamo invece un tipo di magia molto molto più complesso. Cosa ne pensi, Lara, di questo? Penso proprio che è di questo tipo di magia che io parlo nel mio libro. Allora, come spesso spiego, la differenza che spesso viene prospettata tra magia così popolare e magia colta è una differenza che sta nei libri, diciamo, ecco. Perché poi la sostanza della magia, qualunque sia, che sia quella della cartomante che vedete in TV, che sia quella invece del veggente sentito magari da un politico in privato, la sostanza è sempre quella di voler cambiare la realtà, sapere il futuro e voler cambiare la realtà. Questi sono i due grossi problemi che agitano l'animo umano dalla notte dei tempi. Dunque, alle volte è una differenza speciosa, diciamo, quella tra magia popolare e magia colta. Alla fin fine quello che muove sia la magia popolare che la magia colta è la volontà
di prevedere il futuro e la volontà di cambiare la realtà con rituali o cose varie, per cui alle volte fa comodo, ecco, una cosa che fa comodo dividere tra magia popolare, che la magia sarebbe dei poveracci, e la magia colta. Nella magia colta sono presenti i grandi filosofi, Marsilio Ficino ed altri, però la volontà è sempre quella o di guarire dalle malattie, la salute, o di far cambiare la realtà in meglio, dunque far denaro, avere potere, o prevedere il futuro. E per queste, dicevo, l'essere umano è mosso da questi desideri fin dalla notte dei tempi, dunque alla fin fine poca differenza c'è nell'aspetto mentale. Ecco. Io racconto nel mio libro la storia di Federico Gualdi, che è passato alla storia con il maestro di Cagliostro. Nel 1676 Federico Gualdi e la sua setta, si definivano loro stessi Rosa Croce e Rosa Crociani, vengono denunziati all'Inquisizione veneziana. Vengono denunziati da un certo mercante di minerali, Francesco Giusto, che era voluto entrare nella setta di Federico Gualdi e non era stato molto contento di come era stato trattato, e lui era entrato nella setta per trovare il segreto della pietra filosofale, non l'aveva trovato e aveva denunciato Federico Gualdi e la sua setta. In realtà, ecco, il fascicolo processuale che riguarda Federico Gualdi e la sua setta si trova in Archivio di Stato a Venezia. Non è un fascicolo voluminoso, ma è un fascicolo preziosissimo, perché è ricco di nomi, e io ho identificato tutti i nomi, tutti i personaggi riferiti in processo. È ricco anche di descrizioni, c'è la descrizione di rituali, descrizione di talismani e descrizioni di posti dove venivano effettuati anche rituali più pericolosi, diciamo, che si potrebbe dire evocativi, ecco, degli spiriti del male. E questi rituali venivano esercitati a Campalto, non a Venezia, ma si andavano in terraferma a Campalto. E questo mi diverte sempre dire questo particolare, perché su Federico Gualdi non esistono molte pubblicazioni. C'è un libro di Boella, di due autori, uno dei quali è Boella, che hanno letto quel processo che è in archivio a Venezia, però non riuscivano a leggere, non hanno letto Campalto, si sono immaginati un posto spagnolo, addirittura hanno favoleggiato su Santiago di Compostela, così, perché è anche un po' difficile da leggere questo processo, sembra fatto apposta, per la scrittura è molto minuta, e soprattutto quando vengono citati personaggi e luoghi si fa ancora più minuta e compatta la scrittura, perché è difficile da leggere. Comunque li ho alla fine scovati tutti durante gli anni e sono riuscita a ritrovare tutti i personaggi. Allora, questo processo è formato nel 1676. Federico Gualdi è apparso a Venezia, leggenda vuole che sia apparso a Venezia verso il 1660. Come ripeto, è molto conosciuto da chi si occupa, dagli addetti ai lavori della cultura esoterica, più conosciuto nel nord Europa che in Italia, però è passato alla leggenda come il maestro di Cagliostro, insomma. E lui appunto, leggenda vuole che apparve a Venezia nel 1660, e assieme a un personaggio importantissimo che è Francesco Maria Santinelli, che fondò la massoneria a Napoli, fondò questa setta appunto di Rosa Croce, perché così si definiscono, a Venezia. Lo denunciò questo mercante di minerali Francesco Giusto, che era stato abboccato, avvicinato dallo stesso Federico Gualdi, lui dice così nel memoriale che poi consegna all'Inquisizione, era stato avvicinato in piazza San Marco dallo stesso Federico Gualdi, o forse da Francesco Maria Santinelli. Poi sapete che le testimonianze in un processo bisogna sempre prenderle molto con le pinze. Questo Francesco Giusto consegna al Tribunale dell'Inquisizione un memoriale. Lui poi viene fuori che è stato convinto dal suo confessore a denunciare Federico Gualdi e la sua setta.
Dunque probabilmente c'è stato un abboccamento antecedente tra questo confessore, questo frate confessore e gli stessi padri inquisitori del tribunale dell'Inquisizione. Ne nasce questo processo che appunto vi dicevo non è voluminoso, un processo che, attenzione, non finirà in nulla, non ci sarà nessuna condanna. Perché? Perché leggendo il fascicolo processuale ci si rende conto che vengono citati personaggi talmente importanti e significativi anche del mondo politico veneziano che era meglio non toccare, ma non solo del mondo politico veneziano, del mondo culturale anche a livello europeo dell'epoca, per cui molto presumibilmente finisce in nulla per questo. Ecco, il processo era meglio non toccare determinati equilibri, se ne rendono conto, insomma, dopo aver letto il memoriale di Francesco Giusto con tutti i personaggi che cita. E leggenda sempre vuole che a causa di questo processo formato contro di lui dall'Inquisizione, Federico Gualdi sparisce nel nulla a un certo punto da Venezia, e lasciando la sua casa intatta, lasciando tutto com'era, e sparisce, non si avrà più notizia di lui se non un decennio più tardi. Riapparirà nell'Europa del Nord, ad Amsterdam. E Federico Gualdi, un personaggio, ce n'erano molti al tempo come lui, che vendevano il segreto della vita eterna, l'elisir di lunga vita. Ecco. Lui si distingue da molti altri perché è circondato da personaggi importantissimi. Uno di questi è Francesco Maria Santinelli, e che ha contatti con tutto il mondo esoterico anche del nord Europa. Un personaggio che faceva parte della compagnia di Maria Cristina di Svezia, e dunque tutto un mondo esoterico che arriva dal nord legato al Paracelso, che aspettava la rivoluzione del nord. Si aspettavano appunto l'avvento di una nuova era che portasse questa monarchia, diciamo, del nord, che cambiasse appunto tutta la politica del mondo di allora, mondiale del mondo di allora. Per cui Federico Gualdi vi porta in una Venezia di metà Seicento, ricca di spie, di maghi, di alchimisti. Lui vendeva corsi di alchimia, diciamo, nella Venezia del Seicento. Per questo Marco Giusto, che voleva diventare Francesco Giusto, che voleva diventare un alchimista e scoprire la pietra filosofale, era diventato un adepto della setta di Federico Gualdi e aveva seguito i vari corsi, tra virgolette, di alchimia. Non era riuscito a scoprire la pietra filosofale, e per questo, insomma, si era rivoltato contro la setta, ma soprattutto poi si era spaventato moltissimo perché incredibilmente all'interno della setta di Federico Gualdi vi era anche una donna affiliata alla scuola, proprio così si esprime il documento. Questa donna, giovane donna affiliata alla scuola, era figlia di un medico ebreo, affiliato, adepto alla setta rosacrociana di Gualdi, e un medico che dialogava con gli alti livelli del potere veneziano, per il quale aveva anche distillato la quintessenza della peste per combattere una guerra biologica, diremmo oggi. Ecco. Ebbene, a un certo punto, per dinamiche che poi spiego nel libro, molto particolari, a un certo punto probabilmente avevano individuato in questo mercante di minerali Francesco Giusto una persona adatta, probabilmente io penso anche a livello astrologico, perché contava soprattutto la casa natale, diciamo, a livello astrologico. Avevano individuato per questo, probabilmente anche perché aveva molti soldi, lo volevano a tutti i costi fare sposare, fare un matrimonio alchemico con questa ragazza che era adepta della scuola. Per cui c'è una Venezia ricca di alchimisti, di maghi, di spie, perché come sempre quando si tratta di maghi, di esoteristi, pensiamo anche solo ad Aleister Crowley, si capita inevitabilmente nel mondo dello spionaggio, diciamo anche nel mondo poi del ricatto, del dossieraggio, come vediamo in questi giorni anche. Per cui è tutto un mondo complesso che rivela la Venezia di metà Seicento, e la rivela parte di uno schema che era europeo.
Io in questo libro poi avanzo anche una mia ipotesi, secondo me suffragata da quello che emerge dal documento, cioè l'ipotesi che si possa retrodatare già verso il 1670 un primo tentativo di fondare una prima loggia massonica a Venezia, attraverso la setta di Federico Gualdi. Non possiamo ancora definire massonica, diciamo gli studiosi dicono proto-massonica, ecco, perché poi la massoneria si rivelerà nel 1712 in Inghilterra, però molti degli adepti, gran parte degli adepti di questa setta rosacrociana di Federico Gualdi erano legati al mondo inglese, al mondo della Royal Society, che guarda caso viene fondata nel 1660, giusto il periodo in cui compare a Venezia Federico Gualdi. Molti di questi appartenenti alla Royal Society erano scienziati, erano filosofi, che rappresentavano quel mondo libertino, quel mondo filosofico anche esoterico, che poi avrebbe sostanziato la massoneria più tardi. Ecco, quando Federico Gualdi e in realtà Francesco Santinelli presentava la setta e cercava nuovi adepti e presentava ai nuovi adepti la setta rosacrociana, lui parlava anche delle reliquie in possesso della setta, e in questo processo Francesco Giusto racconta che gli furono presentate le reliquie, una ciocca di capelli di Fra Bonvicino. Fra Bonvicino, un frate templare medievale, è stato cubicolare del Papa, e la storica Chiara Frugoni l'ha anche individuato negli affreschi di Giotto, negli affreschi di San Francesco ad Assisi, l'ha individuato, e comunque viene appunto presentata a questo Francesco Giusto per convincerlo a entrare nella setta la ciocca, la reliquia di questi capelli di questo Fra Bonvicino. Ora, proprio quando la massoneria, quando inizia a strutturarsi, inizia anche a pensare a un suo pedigree, diciamo, storico, e convoglia al suo interno, ingloba anche quella che era stata la storia dei Templari, la storia templare, perché siamo in ambito protestante e dunque i Templari diventano il simbolo di quei pochi, quei giusti, quei buoni che perseguitati dalla Chiesa Cattolica riuscirono invece a salvare la verità, quella che era la verità della fede. Ecco. Dunque il fatto che la setta rosacrociana di Venezia abbia tra le sue reliquie, non solo quelle, poi nel libro spiego le altre presentate, anche quella di Fra Bonvicino, è un fatto che mi ha fatto pensare a un collegamento con la protomassoneria inglese, ma di fatti gran parte dei personaggi della setta erano iscritti alla Royal Society di Londra ed erano in contatto con la Royal Society a Londra e con anche il mondo esoterico che gravitava attorno all'impero. Per cui ecco, penso veramente si possa retrodatare già i primi collegamenti tra mondo esoterico e massonico, diciamo inglese, propriamente massonico io penso, poi nel libro spiego anche come e perché, ecco. Si possa proprio retrodatare a metà Seicento e penso sia qualcosa di importante, ecco, perché finora gli studi sulla massoneria veneziana datano al Settecento, insomma, ecco. In realtà legami ce ne sono parecchi, legami che poi esulano anche da Venezia e si allargano a tutta Europa, perché poi molti di coloro che frequentavano la setta di Federico Gualdi, tra cui anche Francesco Maria Santinelli, appartenevano all'Accademia dei Gelati di Bologna, un'accademia importantissima che è collegata alla Corona di Francia, e anche là i collegamenti appunto diramano da Venezia a tutta Europa in modo incredibile. Una cosa interessante che ha collegato, ecco, può collegare tutti e due i nostri lavori, è il fatto che alla fine proprio di
di questo fascicolo processuale vi è un incontro tra un adepto della setta di Federico Gualdi e un importante uomo politico e militare veneziano che insiste perché questo adepto lasci la setta di Federico Gualdi, perché dice non è un mondo giusto, non è un mondo di cui ti puoi fidare, perché a Venezia esiste un'altra scuola magica della quale io faccio parte. E dunque si pronuncia proprio sul finire di questo fascicolo, viene posta sul piatto, ecco, l'esistenza di una scuola magica rivale rispetto a quella di Federico Gualdi. C'è un accenno importantissimo. Federico Gualdi era, come molti di questi personaggi, era anche medico, era alchimista, mago, medico. Una parte importante che viene fuori dal processo è che, ad esempio, eseguiva aborti, che vuol dire ricatto, perché probabilmente molti anche della nobiltà veneziana, molti patrizi e non solo, si rivolgevano a lui per avere determinati servizi. Dal processo viene fuori che la setta aveva ben 2 livelli, non ne aveva uno solo, aveva un livello che era più popolare, per cui si vendevano i corsi di alchimia o altre cose, un livello molto più elitario, dove c'erano solamente 12 adepti, che si riuniva a casa di Federico Gualdi, che millantava di avere un ritratto fattogli da Tiziano, perché lui diceva di avere più di 100 anni e passa. Tra l'altro c'è una descrizione anche di Federico Gualdi che ci dà il fascicolo processuale, e si riuniva la parte elitaria della setta, la parte più colta, si riuniva in una stanza della casa di Federico Gualdi, e le testimonianze dei servitori dicono che parlavano in latino, in una lingua che loro non conoscevano, non capivano, e tiravano fuori dei libri segreti da un armadio presente in questa stanza, dove c'era anche il ritratto che Federico Gualdi avrebbe fatto addirittura Tiziano. Però il collegamento è proprio su questa fantomatica scuola magica rivale di Federico Gualdi, che si presenta alla fine del fascicolo processuale, e che, parlando con Elena, forse abbiamo pensato potesse essere una scuola magica che lei ha incontrato nelle sue ricerche. Esattamente, ovviamente questa è una nostra ipotesi, quindi da vagliare, stiamo ancora studiando proprio al riguardo, che è la scuola nera veneziana. Quando mi sono trovata davanti alla testimonianza di questa scuola nera, non ne avevo mai sentito parlare, quindi ammetto che sono partita da una base di ignoranza, ma la cosa interessante è stata che io l'ho incontrata nei miei studi sulla magia popolare. Ho detto, cosa c'entra questa scuola magica, questa scuola esoterica molto, molto segreta? E infatti, se voi andate a ricercare documentazione, non ne troverete. In internet, ovviamente, dove si va subito, non c'è. Ciò che ho trovato è stato riferimento al compianto Dino Coltro, anche lui un grande etnografo di territorio, che appunto li ha citato questa scuola nera veneziana, di questi scolari vaganti. Poi sono andata a fare le mie ricerche ovviamente nei documenti, e sono dovuta andare a trovare documentazione in Romania, proprio perché questa scuola nera doveva essere qualcosa che aveva dei collegamenti con un'altra scuola esoterica segreta, addirittura romena. Quindi evidentemente c'era questo collegamento con l'est e col nord Europa che ancora è molto misterioso. Ma chi erano questi scolari della scuola nera, questi scolari vaganti si facevano chiamare, o appunto i veneziani? La leggenda racconto vuole che fossero degli adepti di questa scuola esoterica, che ovviamente era stata fondata dal diavolo stesso. Attenzione, il diavolo non visto come Satana o il demonio, ma come probabilmente il fondatore stesso della scuola nera, che si faceva chiamare il diavolo, quindi una sorta di soprannome.
di un nome esoterico, e che venisse loro insegnato non a fare del male o non a commettere atti delittuosi, bensì ad aiutare le persone e a sapere soprattutto aiutare i contadini, i poveri, gli allevatori con le malattie del bestiame, con le carestie, quindi dare una mano alla popolazione, quindi ai poveri. E questa scuola aveva proprio la sede a Venezia, per quello i veneziani, ma a un certo punto la leggenda dice che il diavolo, quindi questo capostipite, non volesse nulla in cambio da questi suoi adepti, che dovevano essere maschi, giovani maschi intelligenti e di bell'aspetto, ma da loro voleva solo una cosa semplice, una robetta da niente: l'anima dell'ultimo adepto che fosse uscito dalla scuola, una robetta così, senza impegno. Ma la leggenda, appunto, ricordo, dice che questo ragazzo, questo ultimo adepto, fosse riuscito a ingannare questo diavolo dicendo: non è me che riuscirai a prendere, ma la mia ombra, perché è quella la parte di me che esce per ultima, non la mia parte fisica. E questo diavolo, essendo stato ingannato, ovviamente si è arrabbiato tantissimo e ha tolto l'ombra a tutti gli adepti della scuola nera. Leggendo dietro la favoletta, ma il simbolismo è molto, molto importante, perché vuol dire che gli ho tolto l'ombra, ho tolto la protezione che io davo a questi ragazzi, a questi adepti. Cosa è successo? Ovviamente si parla, e le fonti ci indicano, che questa scuola nera probabilmente è di un periodo coevo a quello di cui parlava Lara, e quindi fra il 500 e il 600, ma più verso il 600, e che appunto questi scolari vaganti o veneziani fossero stati cacciati da Venezia e se ne fossero andati in giro dove? Nelle pianure del Triveneto, e soprattutto nella zona del Trentino Alto Adige, e soprattutto su, verso nord. Sono ritornati da dove erano partiti sostanzialmente, e come vi dicevo, questi collegamenti con la stessa entità che c'è anche in Romania. E quindi vuol dire che c'era una scuola esoterica molto molto potente, molto diffusa, che evidentemente faceva delle pratiche magiche esoteriche volte al bene, effettivamente all'aiutare le persone, e questo non andava bene al diavolo, quello che l'aveva fondata, proprio perché andava contro i suoi stessi principi. Quindi vedete la difficoltà che abbiamo anche io e Lara molto spesso nel nostro lavoro di ricerca è proprio questo, quello di andare a non solo a leggere i documenti e le testimonianze, ma a capire tutto ciò, il mondo esoterico appunto che c'è dietro alla simbologia, ai racconti e alle vicende. E questo è stato molto utile anche appunto nel mio libro. Poi troverete molte informazioni anche quanto riguarda ad esempio il come scoprire se una donna o un uomo erano delle streghe, degli stregoni, quali erano le varie fatture, controfatture, incantesimi, come lanciare il malocchio, come togliere il malocchio. Io appunto ho voluto raccogliere una gran parte, ovviamente non mi è possibile, ho ancora molto lavoro da fare per poter raccogliere tutto ciò che c'è di tradizionale nel Veneto, però nel riassunto, e quello che spero di essere riuscita a trasmettere nei miei scritti, è proprio questo: leggiamo la testimonianza ma cerchiamo di capire il perché, il cosa c'è dietro alla tradizione, dietro al documento e al racconto. Sì, poi volevo aggiungere delle curiosità, ultima cosa. Allora, Federico Gualdi è citato anche da Umberto Eco nel Pendolo di Foucault. Come vi dicevo, chi si occupa, gli addetti ai lavori, veramente conoscono Gualdi, tutta la sua storia. Gualdi non apparve dal nulla a Venezia, lui apparve probabilmente dopo le guerre di religione ad Agordo. Lui era un esperto alchimista, lavorò, e è un esperto, lui sapeva tutti i segreti per estrarre i minerali dalla terra. Lui lavorò per la famiglia Crotta di Agordo, anzi salvò la famiglia Crotta di Agordo
diciamo, diremo dal fallimento, perché nel momento in cui lo arrivò era appena morto uno dei fratelli Crotta, che dirigeva le miniere dei Crotta, era rimasta vedova e sola la moglie. Lui prestò dei soldi alla moglie, questo è un mistero, è rimasto un mistero perché non si sa da dove Gualdi tirò fuori questi soldi per aiutare la moglie di questo Crotta, e riuscì a rialzare, diciamo, economicamente tutta la famiglia, e gestendo le famiglie, le miniere dei Crotta. Se andate oggi ad Agodo, in piazza d'Agodo c'è ancora la villa della famiglia Crotta, ecco, con i quali lavorò Federico Gualdi. C'è ancora l'archivio della famiglia Crotta, che contiene un sacco ancora di documenti che parlano di Gualdi, che sarebbero tutti ancora da studiare. Probabilmente lui arrivò appunto dal nord, da Augusta, probabilmente dopo le guerre di religione. Il suo desiderio più grande era diventare un patrizio veneziano, anche sborsando soldi, non ci riuscì. Lui aveva tentato anche di sposare la figlia di questa vedova Crotta, non ci riuscì probabilmente perché gli mancavano anche i documenti, perché durante le guerre di religione venivano dato fuoco anche alle chiese, documenti andarono persi. Lui non aveva, dopo la Controriforma era richiesto l'atto di battesimo, altri documenti per il matrimonio che lui non aveva. Oltretutto non era un nobile e probabilmente era proprio talmente misterioso, veniva fuori dal nulla, che anche la vedova Crotta non riuscì non volle alla fine sposare la giovanissima figlia con Federico Gualdi. Ma ripeto, lui arriva sicuramente dalla Germania. Lui quello che fa lui conosce bene il suo lavoro di alchimista, diremo oggi è un biologo, gli alchimisti poi di questo periodo poi si trasformano in scienziati veri e propri, ecco. Il legame anche qua tra esoterismo, scienza alchemica e poi la chimica, ecco, era un vero e proprio chimico Federico Gualdi. Come vi dico, viene citato da Umberto Eco, che sapeva il pendolo di Foucault. Volevo, per lasciarvi, leggervi un po' la descrizione di Federico Gualdi che c'è nel fascicolo processuale, così almeno andiamo via, perché esiste di Federico Gualdi, se cercate su internet vi vengono delle immagini relative anche alla sua opera più famosa, di cui parlo anche nel libro, però vi do la descrizione che appunto risulta dal fascicolo processuale. Ha capigliatura lunga, nera, un poco annellata, cioè con i capelli un po' ricci, veste di nero da secolare, cioè non è un religioso, veste di nero con questa tunica nera, statura piuttosto bassa, né grasso né magro, viso macilento, occhi neri, voce femminina, probabilmente aveva una voce un po' acuta, senza barba, con filetto di mostacchi, e in questo periodo dovrebbe avere 100 anni il mago, ecco, secondo la leggenda. Comunque aveva l'aspetto tipico di un alchimista, che si ritrova anche nei libri che trattano di alchimia, quasi volesse riproporre un topos che poi gli altri possono riconoscere perché lo leggono anche nei libri. E tra l'altro conduce anche una vita molto ritirata, come si spiega, come spiego nel libro, per cui è un personaggio veramente particolare, che rivela appunto una Venezia e un'Europa del periodo in cui si muove un determinato progetto politico portato avanti da personaggi legati a questi mondi esoterici. Ecco, questo è anche importante, perché diciamo il mio lavoro nei miei lavori storici cerco sempre di indagare il legame tra politica, tra mondo del potere ed esoterismo. E è un legame che esiste dalla notte dei tempi. Forse qualcuno conoscerà Giorgio Galli, anche, che ha scritto molti libri su questo tema, sulla connessione tra politica, tra potere e magia, tra politica ed esoterismo. Io indago nei miei vari libri questo, e tra l'altro noi ci siamo conosciute perché io avevo letto i suoi lavori e mi serviva per il libro Veneto esoterico e misterioso, nel quale parlo anche dei Veneti antichi citandola, e nel quale appunto indago questo percorso tra
tra potere e magia cosiddetta colta, che sarebbe la magia rinascimentale, la magia colta. Il mio ultimo libro riguarda poi il mago di Hitler, Erich Jan Hanussen, e dunque, che fu uno dei più grandi finanziatori del nascente partito nazista, era un mago, diremmo oggi un mentalista ebreo, ecco, e che riguarda sempre la magia. Lui era mago e fu nei gangli, nei livelli più alti del potere nazista nascente, ecco. Per cui sempre lungo questa ricerca c'è questo libro.